Oggi ci troviamo nella suggestiva Sala del Popolo di Palazzo Daronco, dove da poco è stata inaugurata la mostra dal titolo Pittori Cortonesi, mostra che sarà poi aperta al pubblico fino al 18 dicembre prossimo. Si tratta di un'esposizione collettiva alla quale hanno aderito veramente moltissimi pittori, tutti a vario titolo, legati alla città di Cortona, e sono veramente tanti che sarebbe impossibile elencarli tutti, quindi sarà proprio da conoscerli venendo a questa mostra. E mostra che comunque è stata realizzata grazie all'impegno del Club Cortonesi e Toscani in Friuli Venezia Giulia e che anche ha incontrato l'appoggio fondamentale del Comune di Udine, del Comune di Cortona e anche dei musei civici di Udine. E oggi però intervisteremo in particolare un pittore tra questi, Nicola Caldarone. Giornalista, scrittore, è stato anche insignito del Premio alla Cultura, però noi oggi lo intervistiamo nella sua veste di pittore e infatti tra l'altro ha anche partecipato al Club Severini fino agli anni 90 con varie mostre sia personali sia anche collettive. E visto che comunque Cortona è un po' il filo conduttore che unisce tutti questi pittori, comincerei proprio col chiederti che cosa significa essere un pittore cortonese, cioè che ruolo ha avuto Cortona nell'arte di questi artisti, insomma pittori. Sicuramente Cortona è una città molto interessante dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico. Sono tanti i nomi di persone affermate nel campo della pittura che naturalmente offrono tanti spunti, offrono tanta ispirazione alle nuove generazioni. Basti pensare alla figura di Luca Signorelli, alla figura di Pietro Berrettini oppure all'altra figura più vicina a noi che è di Gino Severini, che tra l'altro qui a Udine presenta alcune sue belle espressioni dell'arte futurista. Quindi Cortona ha tutte le carte in regola per poter stimolare i giovani a questa attività straordinaria che è la pittura, che è l'arte in generale. E che ruolo ha avuto anche per te questa città? Come ti ha ispirato nella tua arte? Sì, Cortona c'ha un humus profondissimo, per cui chi è che pratica un po' l'attività culturale, la vita culturale della città non può non risentirne. È uno insomma, che ha un po' di inclinazione verso l'arte, sicuramente ha campo fertile per poter produrre sia nel campo letterario che nel campo figurativo. E tu come in particolare ti sei avvicinato all'arte, all'esperienza artistica? Dunque, noi abbiamo costituito negli anni 70 un club appunto intestato a Gino Severini, attraverso il quale noi abbiamo operato, abbiamo realizzato incontri con altre scuole di pittura e quindi abbiamo proseguito su questo terreno fino agli anni 90. E quei pittori che sono oggi qui presenti in qualche modo hanno subito anche il fascino di quella scuola in cui c'erano personalità molto importanti e a questo club ha dato anche la sua benedizione a suo tempo, prima di morire, lo stesso Gino Severini, insomma. E che cosa ha di diverso l'arte rispetto alla letteratura? Perché tu sei anche uno scrittore, un poeta, diciamo. Sì, io ho avuto il piacere di presentare qui alcune mie pubblicazioni, ma non sono il solo che può passare tranquillamente dalla scrittura alla pittura. Ricordiamo lo stesso Eugenio Montale che si dilettava nel tempo libero anche di pittura, di disegno, insomma. Ma non c'è contrasto, non può esserci contrasto perché appartengono tutte e due queste attività alla creatività, ecco, all'espressione creativa che si armonizzano bene insieme, quindi non c'è essenziale comunque è riuscire a capire il senso profondo di tutte e due le attività creative, ecco, della pittura e della scrittura. Quindi bisogna cercare di non riproporre ciò che noi vediamo sulla tela, ma cercare cioè di far rientrare quell'oggetto della nostra attenzione entro la nostra interiorità e poi riprodurlo sulla tela. Quindi la pittura oggi soprattutto ha bisogno di molta interiorità. Le cose esterne devono passare attraverso il vaglio della nostra interiorità profondamente acculturata. Lei appunto, tu hai nominato Severini, e qual è stata l'eredità che ha lasciato anche in relazione a Cortona? Perché lui appunto è stato molto presente in questa città. È stato presente nella nostra città e innanzitutto ha lasciato delle testimonianze
molto visibili. C'è una via Crucis che attraversa appunto la parte più interessante di Cortona, la parte più panoramica di Cortona, che arriva fino a Santa Margherita, alla patrona stessa di Cortona. Poi ha lasciato delle opere al museo locale, però ha lasciato una eredità interessante proprio dal punto di vista del significato della pittura. Cioè per Severini la pittura deve essere soprattutto comunicazione di sentimenti, comunicazione di bellezza, e lui è riuscito in qualche modo a far capire che anche con l'arte futurista, con l'arte fuori dalle regole, diciamo, si può in qualche modo comunicare il messaggio di bellezza. E questi quadri poi come sono stati scelti? Come è stato progettato l'allestimento? L'allestimento di questa mostra qui al Salone del Popolo di Udine, ma insomma c'è stata anche questa collaborazione tra l'amministrazione comunale di Udine e l'amministrazione comunale di Cortona, insieme al club naturalmente a cui facevi riferimento, il club Cortonesi Toscani Amici del Friuli Venezia Giulia. C'è stata una collaborazione molto significativa che ha dato luogo a questa iniziativa per noi molto gratificante. Insomma, i giovani cortonesi, pittori cortonesi, che tra l'altro sono anche alcuni giovani, sentono l'importanza di questo incontro a Udine, perché noi abbiamo molta stima e molta ammirazione per questa città proprio dal punto di vista artistico, quindi per noi è un momento molto importante.